Buon pomeriggio a tutti, bentornati, benvenuti amici di Io Compro Siciliano. Un attimo perché io devo fare un'operazione, la faccio insieme a voi perché io sto condividendo la diretta di pomeriggio special. Eccomi qua, guardate un attimo. Mi vedo? Insomma, vabbè, comunque. Salve a tutti, buon pomeriggio, buon martedì. Eccoci qua, puntuali come sempre. Allora, io saluto già i primi che si sono collegati con noi, grazie del vostro affetto che ci state dimostrando giorno dopo giorno. Vado a salutare anche Paolo che è in regia, saluto Marzia della nostra redazione. Io direi di cominciare subito con il nostro appuntamento classico del martedì pomeriggio dedicato a nutrizione e benessere. Sono molto contenta di avere un ritorno nel nostro appuntamento perché lei sarà un ospite frequente, no? Del martedì, la dottoressa Ivana Gullotta, che è dietista, esperta in valutazioni dietetiche e nutrizionali antropometriche e della composizione corporea. Ivana, dove sei? Perché ha una sorpresa per noi. Eccomi, buonasera Cristina, buonasera a tutti coloro che si sono collegati adesso. Grazie dell'invito, sono sempre molto contenta di stare insieme a voi, questa rubrica meravigliosa che mi dà tanti stimoli, devo dire, perché l'altra volta appunto era un po' statica, ci siamo messi davanti al computer, abbiamo chiacchierato, abbiamo fatto una bella discussione, però in realtà manca la parte teorica, manca la parte pratica. Ecco. Quindi oggi siamo qui nella mia cucina e passeremo dalla teoria alla pratica adesso, appena iniziamo il tutto. Esatto, tra l'altro una bella cucina, ti vediamo in splendida forma, lo dico Ivana, allora in una veste Grazie. insolita, tra virgolette, un po' oggi, no? Perché, come dicevi tu prima, giustamente oggi si fa pratica, quindi carta e penna, mi raccomando, oppure poi vi riguarderete questa diretta perché oggi cucineremo insieme ad Ivana che ci farà tra l'altro un dolce abbastanza particolare, perché oggi di dolci si parla, no? E soprattutto dei sensi di colpa, no? Che arrivano ad ognuno di noi quando iniziamo a pensare a mangiare un dolce. Invece si possono mangiare i dolci senza sentirci in colpa. È vero, Ivana? Allora sì, in realtà possiamo farlo, chiaramente non sempre, non tutti i giorni. I dolci vanno sempre interpretati come dire, occasionalmente, vanno assunti occasionalmente e non tutti i giorni, perché comunque sono sempre degli zuccheri, anche se oggi parleremo appunto dello zucchero di cocco in alternativa al classico zucchero bianco, il saccarosio che tutti quanti conosciamo, ma comunque si tratta sempre di zuccheri, quindi dobbiamo sempre attenzionarli. Il protagonista di oggi, appunto, come dicevo prima, è lo zucchero di cocco. È Esatto, allora diventato molto. iniziamo. Scusami Ivana se ti interrompo, iniziamo proprio a parlare dello zucchero Sì. di cocco e di quelle che sono le caratteristiche, no? Di questo zucchero, tra l'altro anche buonissimo. Sì, lo zucchero di cocco è diventato molto popolare negli ultimi anni ed è dovuto dal fatto che si è scoperti che contiene delle sostanze nutritive interessanti, mentre prima appunto non si erano fatte delle ricerche, degli studi a tal proposito. E quindi lo zucchero di cocco, a differenza dello zucchero tradizionale, il classico zucchero bianco che si chiama saccarosio, contiene delle vitamine interessanti, come ad esempio le vitamine del gruppo B, la B1, la B3, la B6, contiene anche la vitamina C, polifenoli, quindi antiossidanti che fanno sempre bene per la nostra età. E poi ha una particolarità lo zucchero di cocco che come dire, si differenzia, si distingue dallo zucchero bianco, che contiene una sostanza che si chiama adesso ecco, mi sfugge perché nel frattempo c'è il mio cane, il mio adorato cane che è Quentin, è Sì. un border collie che abbaia. Comunque, ritornando al discorso dello zucchero di cocco, ha una sostanza che è una fibra, che si chiama appunto inulina, che permette praticamente fa da modulatore al glucosio, permette di modularlo più lentamente e quindi di farlo arrivare nel torrente sanguigno un po' più lentamente, quindi non in maniera irruente. E questo permette di non alzare troppo, di non avere un picco glicemico Glicemico. subito dopo aver ingerito l'alimento di cui appunto in cui c'è presente lo zucchero di cocco. È importante Come? sottolineare che
scusami Cristina, questa è una cosa, un dettaglio molto importante, perché è importante sottolineare che non è una questione calorica, cioè la differenza fra lo zucchero di cocco e lo zucchero bianco non è una questione calorica, perché in realtà la differenza in calorie è veramente di niente, sono 10 calorie, risparmiamo 10 calorie, ma qui non si parla del risparmio energetico, del risparmio calorico, ma appunto di un discorso di indice glicemico che è ben diverso. Prego Cristina, cosa mi volevi dire? Ecco, no, infatti ti volevo chiedere tra l'altro come si usa lo zucchero di cocco, no? Probabilmente intanto Ivana, scusami, fa meno male dello zucchero normale, lo zucchero di cocco, no? Fa meno male perché non andiamo a ingerire delle calorie a vuoto, cosa che facciamo invece con lo zucchero bianco, e poi risparmiamo un pochino in quanto ci sono il 30% di sostanze nutritive che ho appunto detto prima, quindi in realtà fa Ok. meno male in questo senso, ma consideriamo lo zucchero di cocco sempre come uno zucchero, cioè non allontaniamoci troppo dal discorso che tutti gli zuccheri, se assunti quotidianamente, fanno male. Ecco, Ok. questo non vorrei che passasse questo messaggio, perché non è così, vanno sempre assunti con moderazione e occasionalmente. Il fatto che io dico i dolci si possano mangiare senza sensi di colpa è perché quella volta che ci concediamo un dolce, un biscotto preparato in un determinato modo piuttosto che in un altro, chiaramente ci stiamo anche nutrendo, e questa è la differenza importante. Ok, quindi hai fatto bene a puntualizzare questa cosa e quindi a questo punto andiamo a parlare anche dell'utilizzo. Quindi come si usa lo zucchero di cocco? Allora, si usa, Cristina, esattamente allo stesso modo così come si usa lo zucchero bianco, cioè si può utilizzare sia nei preparati per dolci, quindi sia cotti che crudi, si può utilizzare come dolcificante per le bevande, ed ha lo stesso ehm, dello zucchero. Forse non ti sento più, ditemi un po' dalla regia se dobbiamo fare uscire Vane e farla Ok, rientrare io, io vi velocemente. sento. Ok, Io vi sento, ok. Cristina. Ora ok, riproviamo, vai Ivana. Ok, ok. Per quanto riguarda invece, Cristina, il colore Sì, è una, come dire, rievoca un po' anche nel gusto, rievoca un po' lo zucchero di canna integrale, sia per quanto riguarda l'aspetto, perché ha un colore molto dorato, ambrato, quindi un po' ci rievoca lo zucchero di canna, ma canna. anche per quanto riguarda il gusto. Forse in realtà è leggermente più ambrato. Ve lo faccio vedere perché c'ho qui, così in Sì, effetti sì, già ci cominciamo. Non so se si riesce a vedere, se no mi avvicino. sì, benissimo, Si vede? ok. Ok. Sembra un po' infatti lo Questo zucchero di è il... canna. Sì, 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 Cristina, sono d'accordo. Sembra lo zucchero di canna. Ha una profumazione, io lo adoro, ha una Sì, profumazione pazzesca. Si sente subito questa fragranza di cocco, e poi vabbè, comunque un po' ci nutriamo meglio rispetto allo zucchero bianco, quindi mi sento appunto io quando preparo i dolci li preparo così, e quando poi ok. devo, come dire, concedere dei piccoli dolci ai pazienti perché sono stati bravi, perché hanno perso quello che dovevano perdere, eccetera, eccetera, invio ricette appunto con zucchero di cocco come zucchero alternativo, ecco. Appunto perché lo zucchero di cocco quindi ha un indice glicemico più basso rispetto allo zucchero bianco, Sì, anche rispetto allo zucchero sì. di canna? Sì, 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 sì. Allora, l'indice glicemico dello zucchero di cocco è 35, mentre l'indice glicemico dello zucchero del saccarosio, dello zucchero comune, è 60, e anche dello zucchero integrale, non cambia. Quindi in realtà è un po' più basso. Ci tengo anche qui a precisare, ed è importante che si sappia, che è stato fatto uno studio al Dipartimento dell'Agricoltura delle Filippine, in cui appunto hanno elaborato l'indice glicemico dello zucchero di cocco. In Ok. realtà, e questo è molto importante capirlo, questo studio è stato fatto su 10 persone e non ci sono altri studi che possono essere messi a confronto, per cui capite bene che è vero che ha un indice glicemico basso, intorno ai 35, però è anche vero che non ci sono altri
studi, quindi fino a quando ci saranno altri studi comunque dobbiamo prenderlo, come dire, con le dovute Con le pinze. maniere. Sì, con le pinze un pochino perché al momento non ci sono altri studi, fermo restando che comunque rispetto allo zucchero bianco contiene dei nutrienti interessanti, quindi se io devo scegliere, scelgo lo zucchero di cocco perché quantomeno mi sto nutrendo in maniera diversa. È sempre un zucchero, ricordiamocelo, composto Certo. per il 70% di glucosio e di fruttosio, quindi tanto quanto, un po' meno rispetto allo zucchero bianco, e lo zucchero bianco contiene il 50% di glucosio e il 50% di fruttosio, quindi insomma siamo lì, ecco perché Sì, poi c'è una differenza chiaramente con l'indice glicemico, però comunque c'è sempre il glucosio e il fruttosio ovviamente dentro questo zucchero, essendo un ovvio. dolcificante. Io sono molto curiosa perché io sconoscevo l'esistenza dello zucchero di cocco, te lo dico sinceramente, Vana, io uso più che Sì? altro zucchero di canna, difficilmente uso lo zucchero normale classico bianco, no? Semolato come si chiama. Meglio? E, Sì. e io sconoscevo, a me piace molto, io uso l'olio di cocco per esempio, ma sconoscevo Sì. proprio la presenza, l'esistenza dello zucchero di cocco, Sì. quindi grazie perché da oggi proverò quello, perché sono curiosa anche di sapere che sapore ha. Proprio sono Sì, curiosissima, il sapore davvero. guarda, si sente un po' il cocco, non si sente in maniera importante ovviamente, sa un po' di melasse ovviamente essendo uno zucchero. È bello sapere come viene estratto, ecco, questo è una cosa che ci tengo a Ok, sottolinearla. Praticamente lo zucchero di cocco cosa succede? Deriva dalla palma, dal fiore della palma del cocco, viene estratto in due fasi, la prima fase si intaglia il fiore e poi viene fatto fuoriuscire questo nettare meraviglioso all'interno dei contenitori, degli appositi contenitori. La fase successiva invece viene esposto al calore in maniera tale da privare la melassa dall'acqua, quindi da disidratarlo. Una volta disidratato, perché appunto l'acqua è evaporata, lo zucchero è pronto per essere imbustato e commercializzato. È bellissimo questo processo, mi bello. piace perché ci sono veramente pochi passaggi, poi tra l'altro la maggior parte dei raccoglitori dello zucchero di cocco devo dire che sono leggermente al di sopra della soglia della povertà, per cui diventa anche un aspetto equo-solidale quando si compra Ecco, lo zucchero di cocco che, voglio dire, non fa mai male. Io sono sempre molto attenta a questo aspetto, quindi non dobbiamo scegliere solo ed esclusivamente lo zucchero di ecco. cocco, di alimenti e di cibi ce ne sono tantissimi, però possiamo anche attenzionarlo, perché no? Perfetto, tra poco passeremo quindi alla pratica. Intanto io, se in questo Sì. momento, se ci state guardando, quanti di voi hanno usato lo zucchero di cocco? Che utilizzo ne fate? Dove lo mettete? Se sì, oppure anche voi come me ne sconoscevate praticamente l'esistenza? Fatecelo sapere su Io Compro Siciliano all'interno di questa diretta. Allora, prima di passare quindi alla pratica e di capire che cosa preparerà la nostra Ivana Gullotta, andiamo a parlare ancora di zucchero, ma in negativo, perché io vorrei sapere se esiste uno zucchero pericoloso, qual è lo zucchero più pericoloso, quello a cui dobbiamo stare particolarmente attenti. Allora, Cristina, sicuramente dobbiamo attenzionare il fruttosio. Il fruttosio è presente in natura, perché lo ritroviamo nel miele e lo ritroviamo nella frutta, solo che lì c'è un grandissimo antidoto che sono le fibre, per cui comunque viene modulato in maniera molto molto lenta. Il fruttosio, quando lo utilizziamo come dolcificante, chiaramente il fruttosio è puro al 100%, quindi lì Ok, dobbiamo molto attenzionarlo, perché cosa succede? Il fruttosio viene metabolizzato dal fegato, non può essere, come dire, depositato così come il glucosio invece ci serve per tutte quante le cellule del nostro organismo e poi tra l'altro il glucosio si trasforma in glicogeno sotto forma di deposito, mentre per il fruttosio non è così. Quindi cosa succede? Il fegato, una volta che va incontro a un surplus di fruttosio, quindi una quantità eccessiva di fruttosio, fa una fatica pazzesca per doverlo smaltire, quindi un fruttosio, come dire, un quantitativo di fruttosio in eccesso, il fegato lo converte inevitabilmente in trigliceridi, in colesterolo cattivo e questo poi si trasforma in accumulo sotto forma di grasso viscerale, quindi attenzioniamo sempre il fruttosio. Ripeto, il fruttosio c'è anche nello zucchero di cocco, abbiamo visto il 70%, 40 glucosio e 40 fruttosio, c'è ovviamente nello zucchero bianco, però fruttosio al 100%, attenzioniamolo, sicuramente non lo utilizziamo per cucinare.
Ok, allora grazie Ivana. Prima di passare alla pratica, vediamo se abbiamo qualcuno che è passato a trovarci da queste parti, vediamo se abbiamo qualche messaggio. Il nostro Andrea Geriri, credo che il cognome sia questo, non vorrei mai sbagliare. Buon pomeriggio, buon martedì pomeriggio, grazie Andrea, buon pomeriggio. Luca Leonardi, il suo ormai famosissimo hashtag, è famoso per questo, lui io compro siciliano. Selin Alcalà, buonasera cara Cristina, buonasera a tutti, buonasera anche a te Selin. Utilizzi zucchero di canna Selin, facci sapere. Allora sarà un dolce molto salutare, dice Andrea. Ah, Esattamente sì. bene, Salvo evidentemente Bucchieri, conosce. buonasera. Salvo Bucchieri, buonasera a tutti. Un abbraccio Cristina e ospite. Buonasera anche a te, Salvo, e bentornato. Matteo Magro, buonasera a tutti. Complimenti come sempre. Grazie, Matteo. Luigi Malerba, buona serata, ma anche a te. Grazie. Allora, andiamo a questo punto alla pratica. Sì, Ivana, andiamo alla facci un po' vedere che pratica. cosa Allora, facciamo oggi. Cosa sì, mi cucini metto intanto il come mio. dolce? Sì. Allora, io cucinerò un plum cake, chiamiamolo all'acqua o chiamiamolo all'acqua aromatizzata o lo possiamo Ok. chiamare senza latte, senza uova e senza glutine. A me piace chiamarlo questo pomeriggio all'acqua aromatizzata, perché in realtà Ok. appunto la parte liquida è l'acqua, che però io ho precedentemente aromatizzato e quindi lo chiameremo plum cake aromatizzato. In questi aromi che ho messo c'è il fiore di bisco che ha una profumazione pazzesca, Buono. pepe, c'è la curcuma dentro, c'è la liquirizia, c'è il cardamomo, insomma c'è un po' di tutto, c'è un mix e niente. Io in questo appunto poi invento perché ad esempio la volta Certo. precedente avevo messo le stecche di cannella, i chiodi di garofano e la scorza d'arancia, quindi si può cambiare, ecco, non è che si Ok. può sempre così, libera fantasia a chi poi vuole riproporre questa ricetta, oppure per iniziare si può utilizzare semplicemente l'acqua a temperatura ambiente, ecco, questo è importante che sia. Allora, Ok. andiamo a noi, faccio un attimino Sì, mente locale, ho tante vai. cose davanti, quindi, allora, intanto, Mentre tu pensi, Ivana, sì, un'altra cosa è che non sì, sapevo che nei dolci si potesse utilizzare la curcuma. Quante cose sto scoprendo io insieme a te. sì, Non avevo sì, mai sì, pensato. buona, buonissima, buonissima, Antinfiammatorio assolutamente sì. naturale, tantissime proprietà, anche quelle della curcuma, ma faremo Sì, un'altra sì, sì, puntata sì. anche per questo. Peraltro la curcuma associata al pepe nero in associazione mentre si cucina, quindi proprio l'ultimo passaggio mentre si cucina, è come dire, una buona strategia per i diabetici perché abbassa l'indice glicemico Dice. degli alimenti. Quindi ecco, un'altra cosa per quanto riguarda, siamo sempre lì, siamo con l'indice glicemico. Sì. Allora, la prima cosa da Allora, fare, e così ci portiamo avanti, allora abbiamo la farina di grano saraceno, eccola qui, poi abbiamo la farina di mandorle e poi abbiamo, oddio, e poi abbiamo la farina di cocco. I quantitativi sono rispettivamente 200 grammi grano saraceno, 50 grammi di cocco e 50 grammi di mandorle e 50 grammi di cocco. La prima cosa che andiamo a fare, setacciamo le farine in maniera tale da non creare grumi poi durante la preparazione. Quindi vai. questa è la prima cosa che facciamo. Io adesso lo Ok. faccio anche un po' più veloce perché altrimenti non abbiamo tanto tempo a disposizione, però generalmente questo lavoro va fatto molto lentamente Ok. e poi ci rilassa, quindi comunque ne traiamo anche del beneficio, no? Andando a Ma cucinare diciamo Ivana che con questo pomeriggio tranquillità. altro che relax perché secondo me ti abbiamo dato un bel da fare a casa Ivana, altro che ci odierai Ivana a quest'ora. No, no, Però no, 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 io lo faccio sempre con piacere quando poi appunto si tratta di parlare di alimentazione sana, di alimentazione consapevole. Ecco, questo è un aspetto fondamentale, alimentazione consapevole, cioè riuscire a capire quello che noi mangiamo. Io credo che sia fondamentale, vabbè, è il mio sì, lavoro, quindi io non faccio testo, brava. però non lo so, noi facciamo tutto attraverso la consapevolezza, no? Facciamo delle scelte importanti attraverso la consapevolezza, quindi perché non dobbiamo farlo con il cibo? Tra l'altro Certo, ci sono d'accordo. nutre se è giusto, no? Ci nutre se è preso, come dire, nei giusti quantitativi, giuste Ovvio. quantità, ma non solo, anche giuste scelte, e non ci nutre invece se sbagliamo ad alimentarci. Beh, io, Ovvio, io chiacchiero quindi tanto, Cristina, quindi tu bloccami quando no, no, vuoi, ma eh. io non ti voglio bloccare perché tra l'altro è un piacere sentirti parlare perché con te impariamo veramente un sacco di cose, sono tutte delle cose importantissime per la nostra salute, quindi tanto di cappello, chapeau, veramente Ivana. Dobbiamo avere molta Grazie. consapevolezza quando mangiamo, dobbiamo capire che cosa stiamo mettendo dentro il nostro corpo, perché a volte veramente
Neanche ce ne rendiamo Esatto. conto di quello che mangiamo. È vero, quindi Esatto, consapevolezza. esatto. Allora, quindi stiamo procedendo, ma non c'è una musichetta, Paolo, dalla regia, tipo, tipo il pranzo è servito, cotto e mangiato, quella roba qua? Ci dobbiamo attrezzare, secondo me. Allora, quindi abbiamo Ok. setacciato le farine che sono state messe all'interno dell'acqua aromatizzata? No, ancora. No, No, ok. ancora no, Cristina, le ho soltanto setacciate, eccole qui, e le ho messe da parte, ok? Questa è la In prima una, fase. in una non In una, ciotola, ma sì, bastardella, ti è piaciuta, vero? Questa? sì, perché non Sì, sapevo sì, mi neanche hanno questo. detto, ma sì, a me l'hanno detto, mi hanno detto, guarda che si chiama bastardella, io la chiamavo ciotola, chiaramente non essendo del settore. Poi un caro amico, molto amante della cucina, mi ha detto, no, si chiama bastardella. Ho detto, no, ho capito, adesso la chiamerò Ok, col corretto nome, allora. Allora, adesso va bene. metteremo lo zucchero, il re della serata, del pomeriggio che stiamo facendo insieme, lo Ok, metteremo direttamente nell'acqua aromatizzata, lo mettiamo tutto in una volta e con la ok. frusta Intanto cominciamo a Paolo sciogliere. invia messaggi, il nostro regista posso cantare io? Anche no, grazie, risparmiaci. Va bene, già ha piovuto devo dire, quindi già non vorrei in questo momento a Taormina è tranquillo, no Ivana, quindi non vorremmo che possa arrivare qualche altro temporale. Allora, quindi, spiegaci un po' questi passaggi, vediamo un attimo. Allora, adesso appunto è la fase in cui andiamo a sciogliere lo zucchero di cocco nell'acqua aromatizzata, o acqua Ok, semplice oppure perché no, anche una spremuta d'arancia diluita con l'acqua, insomma si può fare tanto con l'acqua, basta dare libero sfogo alla fantasia. Ok, è sciolto perfetto. e lo mettiamo da parte, lo mettiamo qui. A Ok, a questo punto la farina ce la rimettiamo di nuovo qui perché ci serve la ciotola grande in maniera tale ok, da andare a mettere il liquido che abbiamo realizzato, quindi zucchero di cocco e acqua dizzata, lo mettiamo in questa bastardella grande. Andiamo a perfetto. recuperare quello che è rimasto sul fondo. Perché non Evidentemente si ancora butta mai nulla. brava, io odio lo spreco e sei stata brava a sottolinearlo perché lo spreco non va da nessuna parte, ok? E adesso con il cucchiaio andiamo a Andiamo. inserire 90 ml di olio di semi di girasole, lo mettiamo dentro l'emulsione di zucchero e acqua, aggiungiamo Perfetto. quindi ancora altro liquido, Ok. diamo un ulteriore, così lo andiamo a Quindi questo mescolare ancora meglio. con le fruste a mano, no? Diciamo, anche poi quando andremo ad Io amalgamare lo le sto, farine a mano. sì, io lo sto facendo a mano, Cristina, però ovviamente se andiamo di premura ci sono i robot in cucina che ci aiutano, Ok. perché no, voglio dire, buttiamo la farina da sopra, a pioggia e fa tutto il robot. Io Ok. quando mi dedico appunto alla cucina, io tempo preferisco fare tutto a mano, ripeto, perché mi rilassa. Ok, qui Certo. ci siamo. Ecco. Bene, quindi abbiamo a questo A punto questo aggiunto l'olio di punto semi di faremo girasole. l'olio di 90 ml, a questo punto faremo a cucchiaio, così a pioggia, e mescoliamo. Qui è importante questo passaggio, Ok. farlo bene, evitando appunto che si formino grumi. Dimmi se ci siamo con i tempi, Cristina, perché Sì, altrimenti io abbiamo sette accelero. minuti, non ti preoccupare, abbiamo 7 minuti, Ok, Ivana. Quindi abbiamo il tempo bene. anche di mangiarlo, secondo me. Purtroppo no. Guarda, purtroppo no, però ti prometto Mm, che te lo faccio assaggiare, dai, prima o poi, ok. quando ci vedremo. Perfetto, sono molto curiosa, molto soprattutto veramente, lo voglio proprio assaggiare, voglio capire che sapore ha, tra l'altro questo Eh plum sì, cake con lo zucchero di cocco, perché, e con tutte le cose che hai utilizzato, tra l'altro per aromatizzare l'acqua, sono veramente curiosa sì, sì, di... sì, sì, quello è una chicca in effetti, perché Allora, poi si siccome sente Ivana, tutto. forse non abbiamo sentito prima quanta farina in effetti hai utilizzato, perché era andato di poco via l'audio, possiamo nei Ok, dettagli sì, capire quanta farina hai 200. inserito? Ok. Allora, 200 di grano saraceno, senza Mhm. glutine, perché il grano saraceno è naturalmente privo di glutine, 50 di farina di cocco e 50 di farina di mandorle. Farine Perfetto. eccellenti, perché ovviamente stiamo parlando di
farine con un buon apporto proteico, la farina di grano saraceno, la farina di Ok, mandorla con micro elementi interessanti come il ferro, leggermente svolge un'azione, come dire, anche se blanda, antidepressiva, la mandorla, insomma tutte delle farine molto molto tutelate, con tanta fibra, ecco perché poi tutto si mantiene, come dire, con un basso indice glicemico, perché dico, comunque sono delle farine tutelate con fibra appunto all'interno. Quando il composto è ok. così, non so se riuscite a vederlo, si Sì, vede? sì, si Ok, vede, noi lo vediamo. ok, dovete aggiungere ancora un pochino d'acqua perché è vero che è fluido, però io tengo sempre un pochino da parte, col Ok, cucchiaio ne acqua a mettiamo un po' di temperatura più. ambiente, ovviamente. Sì, in questo caso è quell'acqua aromatizzata appunto di cui vi parlavo prima, ne ho messe ancora altri Sì, 4 cucchiai, però qualora va appunto si benissimo. voglia fare, si voglia provare con l'acqua, semplicemente con l'acqua, si mettono ancora altri 4 cucchiai di acqua. Il composto deve risultare, come dire, abbastanza morbido, non duro, così come si Ok, preparano i dolci, ecco, non cambia tanto dalla tradizionale preparazione dei dolci. Ok, perfetto. vediamo Quindi lì. stiamo amalgamando tutto, andiamo ad aggiungere tutte le farine che praticamente Mettiamo bisogna il aggiungere. lievito, Ok, quanto 16, lievito? 16 grammi di lievito, lievito per dolci, Ok, ok? perfetto. Abbiamo anche aggiunto il lievito. Sì, Stiamo continuando ad amalgamare benissimo il nostro impasto per il dolce di oggi. Sarà un plum cake aromatizzato. Abbiamo, mettiamo ancora un pochino, mettiamo almeno altri 2 cucchiai di acqua. ok, Questo io ho chiaramente già fatelo fame. poi ad occhio. Io ho già fame, non ho fatto merenda oggi, sono già le 18 e 26 minuti in questo momento, quindi Ci secondo me, stava, ci stava. sì, In altro che effetti ci guarda. stava. Sì, Ok, allora mi pare che ci perfetto. siamo. Guarda che brava la Direi. nostra dottoressa, abbiamo scoperto anche un lato che non conoscevamo. Guarda che meraviglia, ok. Adesso Ok, ti piazziamo sempre in cucina a farci un dolce a settimana, anche ma no. guarda, mi fai con te. No, no, a me Ok, piace tanto cucinare. Ok, a questo punto il composto è pronto, dobbiamo semplicemente prendere lo stampo da plum cake, ok. oliarlo, quindi qui c'è l'olio che avevo già preparato, con un pennello lo Che- andiamo a oliare. e che tipo di olio stai usando per oliare? Di semi di girasole, Di lo stesso girasole. olio che ho utilizzato per cucinare il plum cake. Ok, quindi andiamo Ok? a questo punto. Mettiamo un po' di farina in maniera tale che non si appiccichi poi il composto. Ok. Sono un po' invidiosa in questo momento perché tu lo mangerai e invece io non lo mangerò. Hai Però ragione. vabbè. Tu vieni a Taormina e io ti faccio assaggiare sia il plum cake con un Sì, infuso interessante, che è va bene. appunto quello di cui ho parlato prima, oppure ti Oh, faccio assaggiare questo, che è una cosa cos'è? buonissima. Lì Cioè? c'è un po' di tutto, c'è anche il peperoncino dentro. Va Ma cos'è, bene, scusa? allora, Vabbè, poi ce lo spiegherai lì cos'è. lì c'è tutto, guarda, c'è l'alloro, c'è il prezzemolo, c'è il basilico, ci sono le bucce del mandarino, il peperoncino l'ho già detto, la Sì, salvia, e niente, ma è io da bere? poi sì, Io però non bevo. lo porto ad ebollizione, ce lo prendo, lo porto ad ebollizione e poi lo fritto e lo bevo. Brava. Allora, a questo punto, Vai. perché insomma mi sa che ci siamo perché sono le 18:28, a questo punto il composto lo mettiamo dentro, ci Ok. aiutiamo con una spatolina per andare a recuperare tutto quello che rimane sul fondo. Esatto, guarda un po' che meraviglia. Ok, prendiamo la spatolina, scusatemi, mi sposto, però mi serve la spatolina. Vai, vai, tranquilla Ivana, guarda. Ok. È una magia, stiamo assistendo a una magia oggi pomeriggio. Guarda, quindi con la spatolina raccogliamo tutto il composto e Tutto il sistemiamolo composto. ben bene. Ok, Sistemiamolo adesso per vabbè, bene. lo Sì, sistemiamo per bene. A questo punto è pronto. Lo ok. inforniamo forno statico a 180 gradi per una ventina di minuti. Lo controlliamo, lo copriamo eventualmente se si è brunito troppo. A distanza di 10 minuti infiliamo lo stecchino. Se esce asciutto, al solito, come tutte le prove per i dolci, è pronto. Quindi non più di 30 minuti. Questo va bene
io metto in forno e adesso torno e vi faccio Voilà. vedere. E adesso uscirà dal cilindro magico, secondo me il dolce è già pronto, guarda, no, oh, non ci credo. Esatto, siamo Mamma state, mia, ma siamo che state velocissime, brava! non so se si vede tutto, spero di Sì, che sì. meraviglia. Cosa hai messo Ok. sopra? Mandorle? Ecco, appunto, per magari chi mi sta guardando e penserà, ah, ma c'è lo zucchero bianco sopra, eccetera, eccetera. No, non No. è lo zucchero bianco, sono le scaglie di cocco, quindi ancora cocco. Poi ci sono le scaglie, le raganella di cioccolato, di nocciole tostate e Ok. delle fave di cacao tostate e sminuzzate attorno, giusto per decorarlo e dare, come dire, un tocco di colore in più. E questo, Mamma aspetta che mia. lo taglio Sì. Cristina, così vedi da dentro com'è. Aspettami Sì, un adesso ne ha attimo. due lei però, non è giusta. Due pronti hai? Uno già pronto, l'altro da È mettere in vero, è forno. vero, è vero, hai ragione, hai ragione. Che ci possiamo fare? Io Mm. non so che fare. Guarda che bello dentro, guarda. No, vabbè, che meraviglia. Non so se si Che riesce a meraviglia. vedere. Che Aspetta, facciamo sì. puntatona, guarda un attimo, che meraviglia. Sì che si Adesso lo vede. mettiamo qua, si vede? Sì, Guarda. sì, sì. No? Eccolo Sembra quasi là, al pronto. cioccolato. Sì. Sì, perché è lo zucchero di canna, è lo zucchero, scusa, di cocco che dà questa colorazione un po' più scura, no? Sì, 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 se ti ricordi Bellissimo. appunto era quel colore lino. E poi anche un po' la farina di grano saraceno che chiaramente è un po' scura, quindi anche quella dà questo tocco un po' sa di cioccolato, non lo so, a me ispira, Ispira, poi vabbè lo ispira, devo conosco, quindi... ispira anche a me in questo momento, credo che ispiri un po' a tutti. Io ti devo dire, Ivana, che tu sei stata impeccabile anche, hai rispettato i tempi proprio perché sono i Sì? 31, Ah, vabbè, ma abbiamo sforato perché abbiamo bene. parlato, no? Ma Sì, sei sì, stata sì, sì. bravissima, quindi la nostra dottoressa Grazie. Ivana Gullotta oggi ci ha dato una ricetta veramente, veramente eccezionale. Sono previste spedizioni per questa prelibatezza. Paolo Sì? Gatto, ma Paolo Gatto, assolutamente no, ce lo mangiamo noi. No, anche a Allora, Paolo, dai. vabbè, dai, una fettina piccola così, Sì, dai, dai, se la dai. merita, se la Sì, merita, ma dai, sì, va bene. Anche Marzia, dai, dai, siamo Sì. buoni con tutti, via. Va bene, poi mettiamo dentro anche il dottor Morici, il dottor Giorgiani, altrimenti non ci fanno più Eh, lavorare, eh. quindi vabbè. E allora adesso Una sfornerò dolci tutta la serata a go-go. per tutta la squadra. Va bene, Ivana Gullotta, grazie per essere stata in nostra compagnia anche oggi. La nostra dottoressa veramente è stata fenomenale. Io la prossima volta ho voglia di vedere qualcos'altro perché ormai secondo me ci siamo abituati a questa tua nuova veste, diciamo, no? Nel Grazie, senso, grazie, comunque ci ha grazie a dato voi. delle indicazioni veramente, veramente molto molto interessanti. Ivana, a questo punto noi ti lasciamo mangiare, noi ci vediamo per Grazie, una prossima puntata. grazie, Grazie. grazie, buona serata, grazie a tutti. Complimenti, complimenti davvero, Ivana, grazie. Oh, io ho fame, una fame terribile, devo dire la verità, perché io credo proprio che anche a voi sia venuta l'acquolina in bocca. Perché? Perché, giustamente, merita, è come se merita. Noi siamo arrivati al termine, siamo stati anche oggi puntuali, devo dire. Ci risentiamo domani a partire dalle 18, domani un'altra rubrica, lo sport e salute, domani altro ospite, altro giro, altra corsa. Grazie a Paolo in regia, grazie a Marzia in redazione, da Cristina Ruffini è tutto, condividete, visitate anche il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Sigla, bacio, a domani, ciao!